Amici bellini, buongiorno, perdiamo un po' di tempo insieme, insomma volevo fare, me l'avete chiesta ieri, la partita contro il Karabakh su eFootball, ma il Karabakh non c'è su eFootball e quindi posso fare semplicemente una partita contro una squadra random, clicco random e vediamo che succede. Ma dobbiamo parlare degli infortunati perché abbiamo perso anche Gutierrez con infortunio alla caviglia. Quindi secondo me dobbiamo parlare proprio delle liste, perché al posto di De Bruyne abbiamo cambiato qualcosa. Cominciamo. I rumori. Do il benvenuto a Emanuele e Angelino e a tutti quelli che si sono iscritti. Grazie, benvenuti, non vi preoccupate. Lasciate un like di buon augurio, perché se fanno male tutto quanto, e se non alle volte è una questione muscolare, li hai sfruttati troppo, quando invece capita la distorsione alla caviglia e qualcuno si sta anche preoccupando, ma fosse la stessa caviglia che Gutierrez, lo sappiamo. Insomma, questo non lo possiamo sapere. Però quello che possiamo andare a scoprire è se abbiamo fatto qualche cambio nella lista Champions, perché tempo addietro si diceva il Napoli avrebbe scelto la possibilità di... ma conferme ufficiali non ce ne sono state. Quindi venite con me. Ci spostiamo un attimo, ma lo facciamo in fretta, non vi preoccupate. Clicco random, è uscito il Bahia. Perché no? Prendiamo il Bahia. Partito l'aeroplano qua. Amaloa Gutierrez. Olivera deve star bene, non c'è altra soluzione. De Bruyne, Gilmour. Allora, su Gilmour c'è stato un altro. La live mi è servita ieri anche per questo, perché gli amici mi hanno ricordato che Lucca per esempio è disponibile. Io l'avevo ipotizzato anche titolare al posto di Højlund, poi avevamo detto aspetta, ma forse era squalificato. No, dovrebbe essere disponibile una giornata. Ma su Gilmour è una questione, perché Conte ha detto non è una questione muscolare Gilmour e Spinazzola, quindi ci siamo ricordati che è una questione di pubalgia, quindi sono fastidi che sono difficili da risolvere, darsi un tempo di quando lo recuperi, e a volte c'è e a volte no. Lukaku è ancora indisponibile, ma forse potrebbe rientrare nella lista. Adesso vediamo la lista sul sito della UEFA. Spina ancora non recuperato, si proverà a recuperare Spina e non Spinelli, almeno per la Roma. Ambrosino Ceno, Alang, Vergara, Neres, Mazzocchi, Marianucci non sono in lista per ora, a meno che il Napoli non li abbia inseriti. Per Ferrante c'è Contini, Meret no, Anghissà non c'è. Mettiamo Lukaku almeno in panchina, perché potrebbe, se l'avessero messo nella lista, viene a fare il vice Conte insieme a Stellini. Le ultime formazioni di Sky ci portano la conferma praticamente di quasi tutta la squadra, con Olivera al posto di Gutierrez, e ci confermano anche Lang. Io non lo so se sarà così. McTominay era a sinistra, perché mi sarei aspettato un ritorno di Politano in campo, con cui magari puoi poi spostare Neres a sinistra e far giocare Politano, ma può essere che tu ti stai mantenendo anche un recupero più di freschezza per Politano con la Roma. Io l'unico dubbio che mi tengo è l'inserimento di un Juan Jesus in questa difesa. Lo puoi mettere al posto di Beukema se Conte ritiene che Beukema a livello di Champions ha ancora bisogno di pagare lo scotto dell'esperienza, e quindi con Juan Jesus dentro potresti spostare Rachmani braccetto destro, Buongiorno qui, e Juan Jesus braccetto sinistro, per esempio, oppure direttamente al posto di Buongiorno ne fa un'altra consecutiva. Io Rachmani ovviamente non lo toglierei perché è quello che guida un po' tutta la difesa. Per il resto siamo quasi obbligati. Può essere l'idea di Lucca al posto di Højlund se non stia benissimo, se non stesse. Poi a centrocampo Lobo, McTominay dovranno stringere i denti. Al posto di Di Lorenzo potrebbe giocare lo stesso Politano, ma tant'è, vediamo chi segna. Bravo Oliver, mi è tra bella palla, bravo, quasi. Lang di Lorenz. Neres Fulamboli, Højlund. Facile, Milling. Ma no, guarda Oliver è pazzo. Bravo, bravi. Bravo Oliver. Højlund. Se lo merita, dai, sta facendo un lavoraccio, dai. Forse il Bahia non è una grandissima squadra. Forse non è attendibile questa cosa ancora. Nolan vede l'angolino. Højlund. Attraverso.
vabbè. Guarda con l'Olivera! Boom! Vabbè, sono scarsi, non va bene. Non segnato Olivera, chiede rispetto per il Bahia. Dai, non segniamo mai sul calcio d'angolo, nemmeno io sui football di solito segno mai, è difficile. Uè. Ma non cantiamo vittoria. Vabbè, che sul 4-0 canti vittoria, sì, però vorrei non prendere gol. Se fosse possibile. Scott? No, vabbè. Napola. Dunque, Guarda questa mossa del piccione. Il piccione piace. Oh, e io che dovrei fare? Ciò. Si è inserito Macchi. Boom. Ah. Mamma mia, palo. Un po' di cambi perché c'è la Roma, dai. Neres Politano. Mettiamo Elmas là. Lucca. Vergara. Matteo per Olivera. Ma come Beuke, ma qua? Ma avevo messo Elmas sta a centrocampo. Ma ci scusate a Vergara. Siamo tutti storti. Hackmani. È uguale Beuke, però l'hanno fatto da là qua. Fuori gioco. Matteo. No, niente. Si prova. Conservatelo per la Roma. Core di Roma, Politano. Bravo Elmas. Lucca. Spara. Niente. Acchiappa Vergara. Va bene. Insomma, niente da dire. Se dovesse capire. Però non è il Karabag. Il Karabag penso sia più forte del Bahia. Però segnatevi questi 2 gol di Højlund, gol di Lang, gol di Olivera. Per buon augurio, insomma. Spostiamoci un attimo. Allora, io quando si tratta del sito della Lega Calcio, insomma, mi fido poco perché ho notato che, insomma, sono un po' lenti negli aggiornamenti. Vorrei fidarmi del sito della UEFA, onestamente. Dove c'è l'aggiornamento Contini dentro, che era infortunato al posto di... che ricordate c'era solo Ferrante al posto di Meret, quindi Savic, e poi ci sono anche con gli asterischi quelli là del settore giovanile che possono andare e venire senza problemi, quindi Pugliese, Spinelli, difensori Gutierrez che adesso è infortunato, buongiorno, Juan Gesso, Rachmani, Olivera, Di Lorenzo, Beukema, Spinazzola e poi in asterisco D'Angelo, De Luca, Gambardella, Garofalo, Marotta. Insomma, vedete che sono molto aggiornate, cose che noi non sappiamo, cioè giovani che noi non conosciamo. Centrocampisti, Billy Gilmour, quindi Pubalgia, McTominay, De Bruyne è ancora qui, quindi se non è aggiornato il sito qualcuno al posto di De Bruyne può rientrare, tipo Marianucci, tipo Mazzocchi o forse anche Lukaku, se si pensa che Lukaku possa mettere nel mirino magari il Benfica, anche se Conte ha detto ci vuole ancora tempo. C'è Elmas, c'è Chiumariello, De Chiara, Prisco, Lobotka, Anghissà, anche lui potrebbe andare fuori se si possono sostituire perché è roba lunga e quindi si potrebbero addirittura inserire 2 nuovi. In attacco Neres, Højlund, Politano, Vergara, Lucca, Luigi Esposito, che non è Pio, non è Sebastiano, non è quell'altro, è Luigi Esposito. Ragioli, Ambrosino, Lang, allenatore Antonio Conte. Qua arriva una novità, aspetta, fammi vedere. La Youth League con Napoli in vantaggio, partita sospesa, anche perché mi dicevano, e io non lo posso sapere qua, che sta piovendo pesante a Napoli. Avevo addirittura letto che i fulmini hanno spaventato Lang e Neres, quindi Politano, gioco io, non vi preoccupate. Probabile 11, a differenza di Sky, questo credo che sia transfer market, portano Neres a sinistra e Politano a destra, e gli altri tutti confermati. Olivera, giustamente, qua si fa il discorso del valore della rosa contro il valore della rosa del Karabag. Non mi fa impazzire sto discorso, non mi fa impazzire, non li sottovalutiamo. Chiudiamo così, salutiamoci così, lasciate un like per lui, che io lo cito sempre troppo poco, ma è sempre dentro di noi, voi lo sapete. Io condivido il fatto che lo abbiamo perso il giorno dopo il mio compleanno e andai live all'epoca proprio scrivendo ditemi che non è vero, ditemi che è una fake news. È ancora tosta. Se ci ragioniamo bene, è difficile anche da spiegare a chi non le prova certe cose, che è quasi come se fosse uno di noi, uno quasi di famiglia, che lo perdi e che non ci si abitua. Anyway, vado a preparare la live per più tardi, mi farò tutta la reaction che poi posterò domani. Siamo nella regolarità della programmazione dell'azzurro fluido.
Vi bacio, vi abbraccio, vi chiedo un like finale se ce l'avete, se no non fa niente, ci vediamo durante la partita. Forza Napoli, non fatemi sentire, usciamo dalla Champions per concentrarci sul campionato, perché è un discorso da perdenti.